Tone K. Ma sono amici, sono compagni di classe quelli di prima. Quello è il portiere? Romano. Qualche pizzola da. È tutto pronto per l'inizio di Ziccusi con Tuppo. Terza giornata di Serie A. Giallo, compagno se gioca male me la prendo con giallo. Oh, giallo. Non è in grado di cogliere questo, ok? Ok. Off. Ti puoi mettere da quella parte? Lo stesso mi pagano. No, stiamo esagerando. Inizia la partita tra Ziccusi e Tuppo. Possesso per i Tuppo con Cristian Librera. Palla per Sacco. Cirronis. Si torna il pallone dal 10. Poi Cirronis. Giro palla iniziale dei Tuppo con Cirronis. Sacco si gira, calcia ed è subito 1-0. Sacco la sbloccano i Tuppo al primo tiro dopo 40 secondi con Sacco. Priolo dall'altra parte subito. Gli Ziccusi con il giro palla. Priolo scambiano. Prova a puntare, sposta, se ne va, torna, caccia e poi prende in pieno. Libera. Torna da 10. Che manca lo stop. Torna il possesso per i Ziccusi. Lì sì. Doppio passo, poi allarga. Torna al centro. Priolo. Devo. Cerca di andare, poi vede ancora il 22.
Cambia dall'altra parte. A Bonfardino, stop non contento. Poi Priolo calcia da centrocampo in angolo comparato. Palla battuta corta. Poi si cerca di andare, poi Librera, ancora Cirronis, pressato e non riesce a ottenere neanche la rimessa laterale. Ziccusi sì. Condevo cerca di andare. Priolo Foli sì. Punta, poi al centro, girano ancora dall'altra parte. Ziccusi prova la conclusione sull'esterno della rete. Tutto alto. Sì. Librera cerca di andare, Murato, rimessa laterale per Tuppo. Arriva. Cristian Librera prova con la punta ad andare da Cirronis, palla fuori misura. Romano da Priolo, uno da Bonfardino, poi Devo può andare. Punta. Dentro, ha visto il movimento di Priolo, non trovato. Non sa come, a terra. Calcio di punizione. Librera da Sacco. Sacco dietro da Librera. Ancora Cirronis. Sacco cerca di girarsi. Poi perde il possesso del pallone. La palla per Folisi. Vede dall'altra parte Priolo. Non si capiscono, non si intendono i giocatori degli Ziccusa. Allora rimesso laterale Ziccusi. Librera scava, poi cerca di andare. Poi si punta, se ne va. Calcia! Dopo la conclusione la parata, il comparato in angolo. Bonfardino da Devo. Punta con l'esterno, deviazione e ancora calcio d'angolo. Priolo la conclusione, ancora la parte di comparata. Sacco aggancia. Può andare Sacco. Poi saggiamente dall'altra parte per Librera. Sposta, allarga da Cirronis, con la sua la controlla e poi gestisce, amministra il possesso. Librera per Cirronis. Dentro da Sacco, non si sono intesi i due. Adesso Devo da Faulisi. Puntare, alza il pallone per il movimento di Priolo. Con la conclusione! E c'è il pareggio dei Ziccusi. 1-1. Oh! Tutto tipo dall'altro lato. Vabbè, ciao. Tutto in parità. Ha pescato in posizione perfetta la palla di Faulisi. E la pareggiano gli Ziccusi. Comparato alza il pallone a cercare Libera, non lo trova. Adesso Priolo da Bonfardino, allarga ancora da Priolo, quindi Bonfardino, palla per Folisi che può salire con la punta, ritocca Priolo, scambiano i due, poi Folisi cerca di andarsene, non passa. Punizione, Paccaro
Appena entrato, stop e poi gira da Sacco. Sacco salta. 2. Sacco lo ferma. Doppio passo. Priolo, sono posizione e calcia. Palla che stampa sul palo. Poi Vaccaro la controlla. Fa salire la squadra, poi l'ultimo tocco è del 9. Sarà Librera. Calcia! Palla al lato. 1, 2. manco schiena combo, Devo dietro da Bonfardino. Poi Faulissi. Il taglio di Bonfardino e la chiusura di Vaccaro, poi libera la palla troppo lunga per il 9. Faulissi cerca di andarsene, ancora il 10, passa in mezzo a 2, poi se ne calcia! Cosa ha fatto? Il 10 dei Ziccusi, 2-1, la ribaltano. Picchiamo, no! Questo è il supercetto. Ah, è beto. Ah, è beto. Me la passare la bottigliera. Ma che caro fuori la schiena? Vaccaro passa e calcia! Reazione forte dei Tuppo. In schiena tutta per i Quanto ti riatte? Priolo. Faccio la coi testoschia, ragazzi. Per i Ziccusi, poi palla lunga per Priolo. Gli è rimasta la mano là, diciamo. Sta rubando l'acqua. Un po' mi stai rubando un po' Non puoi farlo, è solo per le squadre. Vaccaro, doppio passo. Nulla. Poi commette fallo il 9. No. Fallo. Liberare, tocca. Baiardo è calcio d'angolo. Sacco, palla dentro da Vaccaro, anticipato. Allora c'è il contropiede degli Ziccusi. Gallo che passa e segna! 3-1 dei Ziccusi. Doppietta. Non me lo di punti, oh! Vabbè, ti chiaro, 3-1. Gallo, ma dietro non c'è il cognome, cioè è diverso il cognome. Doppietta. Si è fatto doppietta, però non è lui dietro la maglia. Oh, vai schiena, va! Arbitro, è tutto mio su schiena. Vaccaro dietro da Sacco, riesce a tenere il pallone, c'è la pressione forte dei Ziccusi. Combo da ghiaccio. Poi liberano 2 che si chiude, Sacco è sganciato, Sacco può andare, Sacco è passata e poi la parata in calcio d'angolo. Di Romano, palla dietro da Librera, ha un po' di spazio, lo prova, deviazione, è rimessa laterale. Lo prova. Vaccaro riesce a tenere il pallone e andarsene, ancora il 9, palla dentro per Sacco, anticipato, poi Romano fa sua la sfera. Sono drizzi così, combo da ghiaccio, allarga, combo da ghiaccio da Priolo, al centro, pressione forte di schiera per Romano, poi Badagliaccio, Vaccaro messo a terra, Badagliaccio non c'è niente secondo l'arbitro, Vaccaro tiene il pallone in campo. Allora Cristian Librera, dal 10 c'è fallo, calcio di punizione per i Tuppo. Dai, cartellino. Può andare il 10 dei Tuppo, Librera. Dal punto di battuta.
Fischia l'arbitro. Finta per Sacco. Allora, sposta il pallone e calcia. Palla alta. Romano si affida a Folisi, poi Priolo. Palla per Folisi al centro, schiera. Deve andare dal 10, poi di prima. L'uscita dei Ziccusi con Priolo. Scava il pallone per Schiera, trovato. Aggancia il pallone. Poi Priolo. Anticipato da Librera da Pondare. La chiusura di Folisi. Mi è rimessa laterale. Batte Sacco da Comparato. Gira per Librera. Quindi scava il pallone per Sacco che non aggancia. Priolo va da Schiera, aggancia di esterno, poi cerca di andarsene. Pressione alta dei Tuppo. Romano alza il pallone nelle zone di Priolo, c'è Baccaro che aggancia, poi da Sacco, lo trova. Sacco da Librera, aggancia, poi con l'esterno non trova la scelta giusta. Schiera per Priolo, quindi Folisi punta, sposta il pallone, se ne va con la punta, può servire Schiera, calcia esterno della rete. Sei sempre misciato di gran roba. Sai? Ah, sei misciato. Sai? Tu chi sei? La fila sotto. Comparato da Cirronis. Gargano, palla, movimento di Cirronis, palla sbagliata. Romano da Confardino, poi Folisi. Romano. 1, 2, 6 secondi. Palla per Confardino, poi cerca di andarsene, Sacco riottiene il possesso della sfera, poi Cirronis sposta il pallone, rientra, raddoppiato, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora 2 contro 2, Folisi da Badagliaccio che prova il tiro, becca il portiere, però calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da Schiera che Vai, senta a me. Ancora sferra cavallo. Ancora sembra un buono, va. Cirronis, palla per Baccaro, tiene Adesso ne è fallo però. calcio di punizione di Tuppo, guadagnato da Baccaro dopo un colpo alla testa. Sacco batte velocemente. Sul punto di battuta c'è Cirronis. Aspetta il fischio dell'arbitro. Calcia. Cirronis prende la barriera in pieno. Poi si accontenta della rimessa laterale.
Gargano l'ultimo tocco ancora di schiera e quindi ancora possesso per i Tuppo. Gargano dietro da Cirronis, scava il pallone per Vaccaro, messo a terra, non c'è niente secondo l'arbitro. Allora Devo per Romano trova Badagliaccio, quindi palla per Schiera, sposta il pallone, ancora palla per Devo che ha un po' di spazio per andare, doppio passo, sposta il pallone, allarga dall'altra parte, da Bonfartino che aggancia, palla che torna e poi ancora palo. Allora però la conclusione è becca in pieno Schiera. Gargano da Cirronis. C'è l'otto libero. Sacco, Gargano 1-2 che si chiude. Ancora Sacco dentro, Vaccaro sposta il pallone e calcia. La parata di Romano. Poi Gargano a riprendere il pallone. Pressione alta dei Tuppo, riescono ad uscire gli Ziccusi. Non devo, palla per Badagliaccio, fa scorrere e poi Vaccaro torna e si prende anche il calcio di punizione. Non è fallo! Oh, fallo! A Racing è provato. Tiro libero per Vaccaro. Parte Vaccaro, palla alta sopra la traversa. Olisi da Romano. Poi c'è il movimento di Priolo servito, ma l'anticipo di Cironis di testa che mette il rimesso laterale. Allora Priolo alza il pallone dall'altra parte per Bonfardino, quindi Faulisi dietro da Romano, Golina da Priolo che riesce a girarsi e ottiene calcio di punizione. Buon lavoro qui del 22 degli Ziccusi, riesce a ottenere il massimo. Parte Priolo, palla che scheggia la traversa. Ragazzi, guarda voi, Priolo le mani. No, dico, vi avviso, ragazzi, sto guardando Gargano proprio voi. alza il pallone a cercare Sacco, Bonfardino anticipa. Poi Devo riesce ad andare. Viola. Sono qua, prende prima palla e poi la gamba. È Viola, è tua, Gio, è tua. Prima la palla e poi prende te. Che fallo? Uno. Batte Bonfardino a cercare Faulisi. Ciao. Non è Bonfardino. No? Abbatte. Abbatte. Uno. Romano da Faulisi alza il pallone con l'esterno, tocca la rete e quindi rimessa laterale per Tuppo. Gargano sposta il pallone, riesce ad andare da Vaccaro, cerca Sacco, poi Vaccaro prende il pallone all'un 3 contro 1. Faulisi dentro da Priolo, 4-1. Sebbene è lì il fotografo. È lì il fotografo. Oh, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Risultato di 4-1. Favore. Palla piena, gioca. Sacco
Palla piena ancora, gioca. Passa Sacco, poi palla dentro. Priolo blocca, poi dopo Sacco ritorna. Buona. Sacco Gioca niente. in mezzo a due, non riesce a passare, allora Devo è un 2 contro 2. Palla per Folisi. Attende. Poi Sacco riesce a fermare l'azione degli Ziccusi. Rimessa laterale per i Tuppo. Sotto di 4-1. Allora, palla per Cirronis. Guarda per un attimo la porta, poi Gargano che sposta il pallone. Ancora Gargano, fa tutto da solo, poi conclusione parata da Romano. Vaccaro 1-2 con Gargano, riesce a ottenere l'angolo. Calcio d'angolo. Gargano cerca di andarsene in mezzo a due, poi Poli si butta più lontano possibile. Signor Cirronis. Palla piena. 4-1. Devo cerca di raccogliere il pallone, riesce a prenderlo, poi cerca di passare, c'è la diversione di Sacco e il calcio. Il Cirronis è calcio d'angolo. Folisi prova la conclusione, Murato, e finisce qua il primo tempo, 4-1 per gli Ziccusi. Inizia qui il secondo tempo. Folisi da Romano. C'è il movimento di Abate servito dalla Pandera. Abate va per la porta con la punta fuori. Folisi si riprende il pallone, poi gioca, no look, palla dentro per Abate che non riesce a ribadire in porta il gol. Folisi con la mano
Calcio di punizione per Tuppo. Librera col tacco a cercare Vaccaro, anticipato. Allora Devo si allunga il pallone. Priolo torna dietro da Abate. Romano libera l'anticipo, l'ultimo tocco è il suo, allora rimessa a 3 per i Ziccusi. Con Romano, dopo che cerca di passare, chiusura di Cristian Librera. Romano per Priolo, alza il pallone a cercare Abate che prova il tiro e va sull'esterno. Vaccaro cerca di tenere il pallone, si gira, cerca di vedere dentro altri, poi che c'è il calcio di punizione, vantaggio che non si concretizza. Altro calcio di punizione per il Tuppo. Librera, palla dentro da Gargano che non trova uno stop felice, e allora Abate col tacco da allora Folissi dietro da Abate. Il tiro del 91 per Folissi, l'ultimo tocco è di Ziccusi, rimessa da 3, battuta veloce da Librera che prova la conclusione al volo. Priolo sporca in calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Batte Librera dentro, Abate tocca, allora Folli si punta per Abate dentro da Devo che calcio la mette dentro, tripletta, 5-1. Palla per Vaccaro, poi Cristian Librera. Quindi Librera prova la conclusione e ottiene la rimessa laterale. Librera, Vaccaro che contiene il pallone, poi riottiene la rimessa laterale. Quindi Vaccaro travolto, messo giù, e altro calcio di punizione per il dopo, battuto veloce da Librera che va per la porta. Romano la para, poi ancora palla per il Tuppo con Gargano, sposta il pallone, raddoppiato, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora contropiede per gli Ziccusi che possono partire con Gallo, palla dentro, fuori. Parte da Librera, punta, cerca di andare da solo, ancora il 10, cerca spazi, poi dietro da Cristian Librera. Gargano di prima cambia il gioco, cerca di cambiare il gioco dall'altra parte, fuori misura. Batagliaccio da Priolo col tacco da Schiera, quindi ancora Batagliaccio, giocano veloce gli Ziccusi. Priolo cambia il gioco dall'altra parte da Schiera, trovato Schiera, ancora Priolo, palla messa dentro, deviazione e calcio d'angolo. Palla dentro e c'è il 6-1. Time out.
Aspetta, per sbagliare era così. Tu giuro mi giravo su dove si mette, capisci che non so piazziamo lì. Ricomincia la partita con lo stesso per il Tuppo dopo il gol dei Ziccusi con Vaccaro. Cerca di andare. Vaccaro contenuto regolarmente secondo l'arbitro. Quindi Cirronis. Si torna da Vaccaro con la suola. Prova il tiro. Palla sul fondo. Rimessa in gioco velocemente dagli Ziccusi con Priolo. Palla messa ancora dentro dall'autore del poker che sta regalando questa vittoria agli Ziccusi. Comparato, batte veloce da Vaccaro. Quindi Cristian Librera. Allargata Sacco. Dietro da Vaccaro. Cercano di trovare spazi di Tuppo che fin qui non stanno trovando. Calcio di punizione per gli Ziccusi in questa serata difficile per la squadra di Simone Vaccaro. Priolo. Schiera lungolina da Ventura che non riesce a tenere palla, quindi Sacco può andare il tiro murato. Librera non arriva prima, ma la palla carambola nei piedi di Sacco. Punta Sacco. Scarica da Librera, ancora Sacco. Cerca di metterla dentro. Schiera prima di tutti. E poi cerca di andare da solo. Cirronis allarga da Sacco. 6-2. Doppietta per il numero 8. Se a 2 accorciano le distanze di Tuppo, forse un po' troppo tardi. Badagliaccio, palla messa dentro per Schiera, quindi si torna dietro da Priolo. Quindi Badagliaccio per Schiera. Adesso cercano di amministrare, Librera anticipa, poi Sacco cerca di mettere a terra. Rimessa laterale per gli Ziccusi che ne bocca scala, poi Badagliaccio prova la conclusione alta. Imparato, palla alta a cercare Cirronis che non riesce a contenere. Priolo per Romano, quindi ancora Priolo. Romano, palla lunga che non riesce a tenere, rimessa laterale per il Tuppo, battuta da Cristian Librera, poi Cirronis. 6-3, accorciano ancora la distanza di Tuppo. Perché? Si riduce il gap dei gol con Cirronis. Paulisi. Dove che finisce? 6. Priolo con l'estero cerca di pescare i movimenti, non trova nessun compagno. Quindi Sacco. Vede Cirronis anticipato da Schiera. Poi Schiera torna dietro da Badagliaccio. Badagliaccio con la conclusione ancora alta. Un parato per Sacco, cerca di andare ancora, contenuto da Schiera.
Sacco lungolinea, questa volta cerca di andare Cironis senza fallo. Cristian Librera dal 10 anticipato, Priolo allora può andare 1 contro 1 col portiere. Comparato riesce a tenere la porta salda. Adesso Cironis punta Frizzuola, poi la conclusione. Guardate, la ritocca Cironis, rimessa al fondo. Schiera, palla alta per Priolo, anticipato da Librera, rimessa laterale per gli Ziccusi. Polisi che batte. Badagliaccio da Priolo. Adesso Polisi. Priolo. Polisi, palla dietro. Adesso gli Ziccusi che cercano di raffreddare il possesso. Priolo 1-2 con Badagliaccio che si chiude. Può andare Badagliaccio, contenuto da Librera. E allora Sacco punta, Sacco raddoppiato, cerca di ottenere qualcosa, non ottiene niente, rimessa al fondo per i Ziccusi al 14esimo del secondo tempo. Polisi da Priolo per Abate. Abate larga dal 22, poi cambia il gioco per Folisi di prima, Abate, poi Badagliaccio, cerca di andarsene, il 10 lo contiene, allora può andare Librera, allarga da Cironis, prova la conclusione e arriva il gol di Tuppo, 6-4. Ancora con Cironis a cuocere le distanze di Tuppo. Adesso ci credono in questo finale. Polisi cerca di andare da solo, poi va da Badagliaccio. Priolo, quindi Abate. Cironis riottiene il possesso della Sacco da Librera. Su in trazione offensiva per Tuppo con Librera che guarda la porta, Murato alla conclusione da Abate. Librera cerca una palla dentro, non riesce a trovare compagni, quindi questa Librera, palla per Sacco che non ottiene un controllo felice, allora Badagliaccio cerca di andare da solo. E qui go! 1, 2, 3. Polisi dall'altra parte da Abate prova il tiro sporcato in calcio d'angolo da Librera. Adesso che cercano di respirare il Ziccusi dopo questo assedio Tuppo. Sta a Priolo e c'è la parata di Comparato. Abate da Priolo, Abate anticipato. Polisi. Vaccaro, palla per Cironis, lo prova, deviato, non c'è nessuna deviazione, rimessa al fondo. Abate, Priolo ancora, cambia il gioco dall'altra parte da Badagliaccio, palla lunga. Vaccaro cerca di tenere il pallone, poi vede Sacco, si gira e calcia. Romano
Ancora Vaccaro a tenere il pallone, cerca di girarsi, cerca di mettere un pallone dentro. Anticipato, poi possesso per gli Ziccusi. Dopo aver interrotto il gioco per soccorrere un compagno. Polisi. Romano alza il pallone per Badagliaccio, palla alta. Allora Comparato cerca di andare da Cironis che ci cade, la tiene in campo infatti. Cironis cerca di andare postato per Ziccusi con Abate, quindi devo dall'altra parte a cercare Falisi, secondo non aggancia. Ancora Abate. Badagliaccio. Dietro da Faulisi. Palla dietro da Romano, ma è messo un po' in difficoltà il portiere, però riesce comunque a controllare. Poi scava un altro pallone per Badagliaccio, anticipato. Adesso c'è un po' di mischia con Vaccaro. Ancora Vaccaro col sinistro. C'è il muro blu per Badagliaccio. Dal punto di battuta c'è Devo. Parte. Oh, palla. Murat, parata da Comparato. Un calcio d'angolo. Quindi Badagliaccio, palla dietro da Abate. C'è ancora il muro. Allora Abate. Palla per Poli, si controlla con la suola, poi cerca di andare, sposta il pallone. Quindi Badagliaccio. Badagliaccio cerca di tenere il pallone, cerca di passare. Vaccaro se la va a riprendere, ne esce vincente Sacco. Ancora Sacco, va da Gargano con la conclusione fuori. Abate da Folisi, allarga dall'altra parte da Schiera. Devo se ne va, ancora 1 contro 1 col portiere. 7-4, 5 gol di Devo. 7-4. Torniamo sul più 3 gli Ziccusi a 5 dal termine. Vaccaro riesce a ottenere, riesce, l'ultimo tocco è di Vaccaro, rimessa a 3 per gli Ziccusi. Comunque i Tuppo che ci stanno credendo, ci hanno creduto almeno per un periodo, poi la mazzata del 91 degli Ziccusi. Schiera fermato da Gargano, poi Sacco a mettere di prima Vaccaro. Quindi Romano lungo a cercare il 91, aggancia, poi cerca di passare ancora
Un gioco di prestigio. Schiera. Polisi. Cerca di andarsene, se ne va. È passato ancora. Polisi. Poi parte il tiro. Comparato riesce a bloccare. Vaccaro dentro da Gargano che prova il pallonetto, palla fuori. Abate. Polisi che aggancia. Abate. Ancora l'ex Pionchi. Quindi schiera. Da Abate, messo un po' in difficoltà qui. Calcio d'angolo. Gargano. Va Vaccaro. Sposta. Ancora Vaccaro, non c'è spazio per calciare, Sacco lo prova. E c'è la deviazione. Calcio d'angolo per Tuppo. Batte Sacco, Vaccaro, poi tiene ancora. Suola per Sacco. Schiera sporca riesce a ottenere di nuovo il calcio d'angolo. Vaccaro cerca di andarsi in mezzo a due ancora. Fermato il 9. Sposta ancora per Tuppo. Palla dentro, velo di Gargano per Librera che sposta e calcia. 7-5. Librera. E 7-5. 7-5. Sì, ultimi 30 minuti di recupero. Con Folli si calza il pallone per Abate. Abate fermato. Non c'è fallo. Comparato da Vaccaro. Quindi Gargano. Se ne va Gargano. Quindi Vaccaro ha un po' di spazio. Sacco. Bravo Schiera! Scivola qua, poi Gargano li mette dentro. Romano. Dai! L'hanno contato mai, mai hanno contato. Calcio di punizione di seconda per Tuppo. Tocca. Poi Vaccaro. Si alza il muro degli Ziccusi, Sacco ancora 2 volte. Il muro azzurro. Palla per Cironis, poi Librera. Posta del 10. Prova la conclusione murata da Schiera. Quindi Gargano. Dall'altra parte c'è cade Sacco, palla rischiosa. Allora Priolo prova. Palla fuori, ha provato l'Eurogol. Dalla Gargano. Vai, bravo! Poi si gliela toglie, poi palla! Non c'è fallo, ma è calcio d'angolo. Munizione per Schiera. Adesso Vaccaro. Arriva al velo di Librera, Cironis fuori di molto. Palla nelle braccia di Cironis, lo mette a terra. Librera. Di prima cerca di andare da solo, poi Romano. Abate, passa con qualità. Triplice fischio, vincono gli Ziccusi.